Oggi vogliamo parlare di architettura e design, siamo ospiti della Fondazione Bisazza, siamo a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori pronti anche oggi a una nuova avventura per scoprire i luoghi più belli vicini a casa nostra. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Mi trovo in questo momento a Montecchio Maggiore, all'interno di un museo veramente particolare e forse unico nel territorio vicentino, veneto, ma posso dire anche nazionale. Fondazione Bisazza, qui a fianco a me Jean Boyer, che rappresenta appunto la Fondazione Bisazza, al quale chiedo subito di raccontarci cosa andremo a proporre ai nostri telespettatori e cosa può venire a vedere il telespettatore che sceglie questa come meta per una gita fuori porta un po' particolare. Buongiorno, la Fondazione Bisazza, aperta l'8 giugno 2012, ha uno spazio a disposizione molto ampio, 6.000 metri quadri, con diverse opere. Ci sono una decina, più di 10 sale espositive, ciascuna dedicata a un designer o un architetto contemporaneo. Infatti vogliamo parlare di architettura e design. Architettura e design. Quindi ciascuno di questi architetti internazionali, designer internazionali, ha utilizzato il mosaico con una sua interpretazione molto personale, quindi si trova sala dopo sala delle applicazioni del mosaico, delle interazioni dell'arte e del design con il mosaico. Qualcuno ha ricoperto la superficie dell'opera, qualcuno l'ha utilizzato in modo molto delicato, a piccole touche. Questo è uno spazio, quindi gli spazi permanenti sono varie sale dedicate un po' al mosaico. La Fondazione ha per una duplice vocazione, ha anche tre grandi sale dedicate alle mostre temporanee, sempre di designer e architetti contemporanei. Alle nostre spalle i nostri telespettatori avranno già notato una poltrona veramente spettacolare, se così possiamo definirla. Si chiama la poltrona monumentale di Proust, è un'opera di Alessandro Mendini, famoso designer italiano, usato a Milano, che ha fatto questa poltrona per Capellini, la edita Capellini esiste in versione piccola dipinta con touche di colore, ispirata al pointillismo. Questa è una versione, un'interpretazione particolare realizzata per il mosaico, esposta ad Atene nel 2005 e ripresentata qui, quindi con il mosaico che fa questi touche di colore. Allora, prima di andare alla scoperta delle altre meraviglie, credetemi, quando si viene qui, si entra, si rimane sicuramente a bocca aperta. Vogliamo dare delle informazioni come inizio di puntata ai nostri telespettatori, poi lo rifaremo anche alla fine. Come si può arrivare qui e quando si può venire a visitare questo museo? Il museo, la Fondazione Bisazza è aperta al pubblico, l'entrata è gratis, non viene chiesto nessun biglietto d'entrata, è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18. Durante le mostre temporanee, quindi che prevediamo 2 volte all'anno, ne è stata una dal giugno è finita a fine luglio, la prossima sarà a novembre, dal 7 di novembre fino a fine dicembre. Dopo a marzo, durante i periodi di mostre temporanee, le persone si possono visitare il sito www.fondazionebisazza.it per gli aggiornamenti anche sugli orari. Durante le mostre temporanee la mostra è anche aperta di sabato e domenica con un orario continuato.
Io l'ho già detto poc'anzi, quando si viene a visitare uno spazio come questo, degli spazi come questi, sicuramente non si può non rimanere colpiti dalla maestosità delle installazioni che sono state realizzate. Sì, la maestosità in questo senso è particolare perché si tratta di oro bianco e anche pezzi di dimensione particolari. L'installazione si chiama Silverware ed è un progetto di Studio Job, una coppia olandese-belga, sito in Belga, nello studio in Belga, e hanno interpretato è un po' l'argenteria di famiglia, per quello Silverware. Il mosaico però non utilizza l'argento, utilizza l'oro, oro bianco, oro giallo. Questi sono tutti interamente rivestiti di tessere fatti con il vetro e l'oro bianco. Una campitura, un riempimento di mosaico molto stretto, una cura dei particolari, diversi pezzi. Era un'installazione presentata al Salone del Mobile nel 2007 che è girato, è stato esposto in vari musei, anche al Groningen recentemente, il Museo Groningen in Olanda. Il nostro Massimo Polato ci sta facendo già vedere una bella carrellata di questo Pinocchio. Possiamo dire torniamo un po' bambini tutti quanti? Torniamo bambini. Il Pinocchio si chiama Pixel Ballet. Il Pinocchio è stato disegnato e pensato da Jaime Ayllón, un designer spagnolo molto creativo, non c'è un'altra parola, molto, non so, ha delle installazioni sempre molto particolari, si riconosce, qualunque designer sa, no, questo è Jaime Ayllón, si riconosce da lontano. Jaime qui il Pixel Ballet, Pixel è il mosaico, in un certo senso il mosaico è la pixelizzazione di un decoro, di un'immagine. E per quello Pixel Ballet è forse questa, sì, capire il mosaico vuol dire capire il pixel. Il Pixel Ballet, le tessere, i pixel che ballano e ecco, il Pinocchio è il massimo dell'ultima invenzione di Jaime Ayllón, il Pinocchio per giocare sempre. Qui ha giocato anche col mosaico, con dei decori molto creativi, un'applicazione, un utilizzo delle tessere, sempre tessere di vetro o bisazza, con i suoi decori personali che fa normalmente con la china sulla carta, qui li ha giocati col mosaico su Pinocchio. Allora, come potete ben vedere, sono in una macchina molto particolare, sicuramente qualcuno di voi appassionato di arte e di design mi sta un po' invidiando. Siamo nella macchina che si chiama Antelope, disegnata da Marcel Wanders, un designer olandese, basata a Amsterdam, che lavora con bisazza da tantissimi anni, creando dei decori sempre molto particolari, spesso con l'oro, come questa macchina rivestita di tessere di mosaico di vetro e di tessere di mosaico di vetro e oro, con un decoro disegnato chiaramente da Marcel. È un'applicazione veramente particolare, sicuramente non autorizzata dalla motorizzazione civile, ma la creatività per eccellenza. Assolutamente, quando si parla di creatività e si vede un'installazione come questa si capisce cosa può essere appunto la creatività e l'inventiva di un grande designer. Tra l'altro vediamo anche degli altri oggetti in questa stanza, in questa sala.
Vediamo degli altri oggetti, vediamo oltre alla macchina sono presentati coffee table, che sono delle sedute e tavolini creati da Marcel per un albergo che lui ha disegnato e ha fatto tutta la decorazione interna. L'albergo si chiama Loot Suite ad Amsterdam, sono delle sedute con dei grandi fiori realizzati in mosaico in tecnica artistica. Abbiamo anche un esempio, un pezzo dell'installazione che avevamo presentato a Milano nel 2005 che si chiama Bisazza Motel, dove Marcel disegnò delle piccole stanze spiegando che il motel è un posto particolare, che nell'albergo uno va con sua moglie, nel motel eventualmente con qualcun altro, più libero, ecco. Mi piace questa definizione di più libero. E sempre qui vicino a noi, a fianco a noi, abbiamo dei paraventi che sono praticamente delle opere d'arte. Questo è Patricia Urquiola, un designer architetto basata spagnola di Oviedo, il nord della Spagna, che lavora a Milano da svariati anni, il suo studio è basato a Milano. È famosa, lavora con tanti produttori di mobili. Ha disegnato per noi un paravento che si chiama By Side, rivestito da una parte in mosaico in tessere 10x10 con un decoro chiamato Toile de Jouy, che è questa donna su un'altalena, un vecchio tessuto francese. Dall'altra parte sono degli specchi, quindi per quello by side, a due lati completamente diversi, sono dei pannelli mobili, ecco, con una decorazione creata da Patricia Urquiola. La cosa secondo me particolare e unica è che in un luogo come questo si può vedere quanto è la creatività per quanto riguarda l'ingegno di alcuni designer, alcune installazioni come quella dove ci troviamo, fatta apposta come installazione, ma anche delle parti di arredamento come i paraventi che abbiamo appena visto. Si può vedere come da una commissione per quanto riguarda un oggetto che è comunque un complemento d'arredo, con il tempo esca la genialità di un designer e diventi una vera e propria opera d'arte. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimi istanti per proseguire la scoperta di questa fondazione, di questo museo della Fondazione Bisazza che si trova in provincia di Vicenza. Tra pochissimo vi aspetto. Architettura e design oggi protagonista viaggiando all'interno di questa meravigliosa esposizione presente a Montecchio Maggiore grazie alla Fondazione Bisazza. Qui a fianco a me Jean Boyer, appunto, che rappresenta la fondazione che ci sta facendo fare questo viaggio appunto fra architettura e design, dove naturalmente i tasselli, i mosaici di Bisazza giocano naturalmente un ruolo da protagonista. Siamo in un'altra sala dove naturalmente il colpo d'occhio, come in tutte le altre, è veramente molto, molto forte, molto evidente. Il grande protagonista di questa sala, il creatore di questa installazione, è Alessandro Mendini. Alessandro Mendini ha iniziato nel 97. Alessandro Mendini ha lavorato molto col mosaico e non ha ancora finito. Iniziando penso nell'85, 1985, un suo primo progetto in Giappone, una torre, ad avvicinarsi al mosaico, e piano piano è stato un lavoro, sono stati più di 20 anni, 30 anni di collaborazione con l'azienda, una stretta collaborazione, e Alessandro ci ha portato ad allargare il campo di utilizzo del mosaico, a coinvolgere designer con i quali non avevamo ancora lavorato, ha creato un team è stato all'epoca ancora, era a Milano in uno dei saloni del mobile, coinvolgendo diversi designer, architetti anche internazionali, non tutti italiani. Qui quindi la sua collezione nata in quel periodo e poi completata e moltiplicata negli anni, mobili per uomo. Ciascuno dei pezzi all'inizio è nato il guanto, la scarpa, la giacca e la testa pensante. Dopo nel 2000 è nata la lampada che vende per esempio la Galerie Créault in Francia, Nota Gallerie. Sono pezzi prodotti in tiratura limitata, edizioni limitate di 12 pezzi per oggetto. Ciascuno è realizzato in mosaico di oro, appoggiando su un mobile molto semplice. Per quello mobili per uomo, la scarpa
spera ospitare scatole da scarpe, forse nel suo mobile, il guanti o forse qualcos'altro. Comunque sempre un mobile realizzato in una struttura metallica molto semplice, molto grezza, che si contrappone a una scultura realizzata in tessere di mosaico di oro, con una cura molto pregiata dei particolari. Mobili per uomo di Alessandro Mendini. Abbiamo appena detto una realizzazione limitata, ma possiamo dire che solamente qui in questo museo li possiamo ammirare tutti nel loro splendore? Certo, è solo qui che sono esposti sono 10 pezzi attualmente. Ecco, sono stati esposti in varie sedi, li abbiamo mandati a Miami, e sono stati esposti alla Triennale l'anno scorso, dove abbiamo fatto un omaggio ad Alessandro Mendini. Li abbiamo esposto in Triennale, quindi durante il Salone del Mobile abbiamo esposti tutti i pezzi, come sono esposti in questa sala, però sono le uniche presentazioni complete di questi mobili. Possiamo dire che prima abbiamo visto un'automobile unica, adesso oltre all'automobile abbiamo anche un aereo che diciamo che non si vede in giro da tanti aeroporti. Jet Set è un'installazione di Jaime Ayllón, questo designer spagnolo nato a Madrid e che gira il mondo perché ha una parte di studio a Londra, un'altra a Barcellona. Ecco, Jaime Ayllón è molto creativo. Qui ha voluto fare qualcosa fortissimo, era un'installazione per il Salone 2008, Salone del Mobile di Milano. Ha voluto fare qualcosa, lui dice, qualcosa che veramente non si vedrà mai in cielo, un aereo in mosaico. Ecco, ci ha fatto realizzare un aereo coperto di mosaico in tessere di oro bianco, che se non vedete qua, altre parti in resina, altre parti, abbinando accanto al mosaico svariati materiali. Le eliche sono realizzate in ottone, c'è un po' di cuoio e c'è cuoio bianco anche per ricoprire il salottino, perché chiaramente non poteva essere un aereo semplice, e il Jet Set ha anche un piccolo salottino. Sì, infatti la cosa che mi ha colpita poi facendo prima il giro di questo aereo è che proprio nella parte sopra c'è questo salottino, ma quando dall'altra parte si parla di Jet Set bisogna proprio avere appunto questi ambienti e fare queste cose un po' particolari. Ecco, quello che non si vedrà mai in cielo, questa è stata la frase di Jaime, penso che spiega bene il suo progetto. Ecco, nessun limite, i progetti realizzati in mosaico in questa collezione, quindi nella Fondazione Bisazza, sono sempre opere molto particolari, non abbiamo mai voluto porre un limite al design, all'artista, alla sua creatività. È importante per Piero Bisazza, fondatore e presidente della Fondazione Bisazza, che ogni pezzo presenti porta la segnatura, la firma precisa e sia ben riconoscibile del designer. Ecco, quindi pochi limiti e creatività a tutto spiano. Penso sia una cosa meravigliosa per un designer non avere dei limiti, ma una curiosità, ma quando un designer come in questo caso vi ha detto voglio fare un aereo, cioè, non c'è una reazione un attimo di sconcerto? Certo, soprattutto per chi lo deve realizzare, però poco importa, è veramente stato su varie opere che ho visto nascere negli anni. Facciamola, troviamo il modo per fare, sì, raramente c'è stato un brief con dei limiti particolari, quindi perché no un aereo in mosaico? Ecco, sempre una sfida, una nuova sfida. Architettura, design, un connubio veramente spettacolare, lo si può vivere qui a Montecchio Maggiore grazie alla Fondazione Bisazza. Il tempo come al solito è tiranno, vogliamo raccontare altre due grandi designer e naturalmente però invitando i nostri telespettatori a venire a scoprire tantissime altre installazioni che avete in questo spazio museale.
Qui siamo nella sala dedicata a Fabio Novembre, architetto giovane, nato nel 66, basato a Milano, originario di Lecce, però basato a Milano. E siamo davanti alla maschera chiamata Godot, è stato un progetto ispirato al testo di Beckett, En attendant Godot, quindi aspettando a Godot. La maschera nella quale, allora Godot, ciascuno può interpretare chi sarebbe, la maschera è realizzata in tessere di oro giallo sul lato interno e dall'altra parte in acciaio inossidabile molto lucido, quindi uno si specchia sia davanti che dietro e può anche guardare il mondo, vedete gli occhi, può anche guardare il mondo come lo guarderebbe Godot o attraverso gli occhi di Godot. Questa è la fantasia di Fabio Novembre. Dietro vedremo il cuore, era una presentazione fatta a Parigi nel 2003, Love Overall, dove si vedono due profili, un maschio e una femmina che si raggiungono, tutto ricoperto in mosaico, da una parte azzurra e una parte rosa, finisce con un cuore bianco, Love Overall. A proposito di grandi designer, vogliamo raccontare la sala che è alla nostra destra? Allora, lì parliamo di grande, Ettore Sottsass purtroppo non c'è più, era già negli anni 2006, quindi pochi anni prima, poco tempo prima del suo decesso. Ci ha chiesto, Ettore era molto felice di fare un'opera per la Fondazione Bisazza, ci ha chiesto, il suo progetto quasi si chiamava così, dovrebbero darmi una stanza. Ettore ha voluto cominciare quindi dalla stanza, datemi una stanza dove potrò avere un'opera, e ha disegnato l'opera per questa stanza qua. Sono come e lo chiama ritrovati frammenti di mosaico, sono dei piccoli cubi mosaico molto colorato con delle linee speciali, certe oblique, certe dritte, sempre dei segni molto forti ispirati al mosaico antico. Ha fatto un bel testo, è da leggere. Nella fondazione presentiamo accanto a ogni opera, in ogni sala c'è sempre il bozzetto dell'artista, del design e dell'architetto, e accanto un po' un testo che spiega l'ispirazione, da dove è partita, come è iniziata l'opera. Ecco, qualche bozzetto, eventualmente anche un piccolo video del designer che spiega la sua opera. Qui nel caso di Ettore purtroppo non è stato possibile, ma è una bella installazione, siamo molto fieri di avere qualcosa di Ettore Sottsass. Per me è stata veramente una grande sorpresa, una piacevolissima scoperta venire a provincia di Vicenza, a Montecchio Maggiore, e vedere questo capolavoro, possiamo definire così, quest'opera grazie alla Fondazione Bisazza, che permette appunto l'arte e il design in questa che è una terra che offre moltissimi spunti dal punto di vista di produttività anche alle persone che ammirano, e senza andare in grandi metropoli come può essere Milano, come può essere Venezia, trovare uno spazio così è veramente molto bello. E diamo delle informazioni di servizio, siamo proprio alle ultime battute in chiusura, il vostro sito internet per avere delle informazioni. www.fondazionebisazza.it, tutto attaccato senza punti fra Fondazione Bisazza, fondazionebisazza.it, sul quale quindi trovate gli orari di apertura che si aggiornano a seconda delle mostre temporanee visibili. Non abbiamo tutto l'anno, però sono previsti circa due mostre all'anno, quindi ecco, durante i tempi normali dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18, però aggiornatevi per favore su www.fondazionebisazza.it. Ti ringrazio ancora, voglio ringraziare naturalmente anche il Consorzio Turistico Vicenza, che come di consueto quando siamo nella provincia di Vicenza cura per noi la parte organizzativa e l'ospitalità. Ringraziamento naturalmente a tutti quanti voi amici telespettatori che ci seguite sempre più numerosi, vi do l'invito a proseguire con noi anche fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi.